C'è chi ti promette la luna, chi ti promette le stelle, chi farà un nuovo universo se sarà il caso. Noi non ti promettiamo, facciamo. Media Triveneto, il nuovo network del Nord-Est. Chiama senza impegno lo 0434 31 63 25, orario ufficio, da lunedì al venerdì. info@mediatriveneto.com. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto per quanto riguarda l'informazione su friulitv.net. Dunque andiamo a vedere cosa è successo in questa seconda edizione. Chiaramente cominciamo dal calcio, perché purtroppo dobbiamo confermare la matematica retrocessione del Pordenone a 3 giornate dal termine del campionato di Serie B. Nell'incontro che è appena terminato allo stadio Teghe di Lignano, la formazione neroverde ha subito una pesante sconfitta 4-1 sul Pordenone. Numeri alla mano, non c'è più la possibilità di raggiungere quel famoso quart'ultimo posto che permetterebbe di giocarsi la salvezza e la permanenza in Serie B attraverso i play-out, e dunque dopo 3 anni la formazione neroverde retrocede in Serie C. Gli altri risultati delle partite che si sono disputate nel pomeriggio: Spal Crotone 1-1, Regina Lecce 1-0, a Vicenza Perugia batte Vicenza 2-1, Cremonese Cosenza 3-1. Le altre partite in programma nella giornata odierna sono Parmascoli, Ternana Frosinone, Cittadella Alessandria, Pisa Como, Monza Brescia. Adesso andiamo avanti con il resto del giornale. È stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Udine un uomo che, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, è caduto accidentalmente mentre si trova in sella al suo scooter all'altezza delle scuole medie a Basigliano. L'uomo è stato trasportato in eliambulanza al nosocomio friulano, dove si trova in gravi condizioni. In corso le indagini per risalire al violento incendio che ha semidistrutto il campo nomadi presente lungo la strada regionale 351 nella zona artigianale e commerciale di Pozzolo del Friuli. Non si registrano persone ferite, ma diverse famiglie sono rimaste senza tetto. Le operazioni di spegnimento dell'incendio da parte dei vigili del fuoco si sono concluse poco prima delle 8. Sul posto anche il primo cittadino, Denis Lodolo. Il Friuli Venezia Giulia, il comune di Moruzzo, si conferma al primo posto per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi 2021, 66esimo a livello nazionale, mentre l'anno scorso si trova in 33esima posizione con 27.576 euro, seguito da Pagnacco a quota 26.307, Duino, Aurisina 24.945, Campoformido 24.888 euro. Al quinto posto Udine a 24.884 euro, che mantiene la posizione della precedente visione. Le ultime posizioni sono occupate da Drenchia, Grimacco, Savogna e Stregna, dove la quota dei redditi da pensione è particolarmente elevata e i valori medi sono inferiori a 16.000 euro. La giunta camerale della Camera di Commercio Pordenone Udine ha deciso l'apertura degli appuntamenti anche per tutti i pomeriggi, da lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 12 a partire da martedì 19 fino al prossimo 18 maggio per il discorso legato alle tessere dei rinnovi del carburante agevolato in Friuli Venezia Giulia. Il presidente da Pozzo, il vicepresidente Agrusti hanno espresso soddisfazione per l'iniziativa e per l'accordo raggiunto con le parti sindacali e dipendenti del sistema camerale, finalizzato a garantire una più lunga copertura di orari per agevolare gli utenti. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione del pomeriggio. Grazie come sempre per la visione all'ascolto. Non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento per quanto riguarda questa giornata festiva di Pasquetta. Alla prossima. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.